intero, perché ogni popolo ha le sue abitudini, ha le sue esigenze, ha i suoi gusti, perciò bisogna anche tenere presente questo, che è una fatica in più per noi. Quindi la cosa più strana le è Allora, noi capitata? diciamo che negli anni, le cose strane succedono tutti i giorni, ma negli anni io ho modificato un po' la lavorazione del piatto. Che so, per dire, negli anni 80 servivo il pesce al cartoccio, cioè il pesce intero con testa e coda. Oggi come oggi lo serviamo sfilettato, già impiattato. Prima faceva il servizio del cameriere, adesso facciamo tutto il servizio in cucina. Questo è stato... Esce già proprio, non c'è tracciabilità, sì. Ma questo perché non vogliono vedere la forma del pesce? Diciamo che negli anni 90 l'americano, prettamente il cliente nostro era più un cliente americano, non voleva vedere il pesce intero, cioè non lo mangiava. E di conseguenza noi abbiamo dovuto anche modificare e cambiare il nostro modo di lavorare, per poter poi anche riempire il ristorante. Oggi come oggi dobbiamo tornare indietro, perché l'orientale vuole vedere il pesce con la testa e la coda, perciò dobbiamo, diventa poi proprio una corsa e un ritorno al nostro passato, che io preferisco il pesce intero, sono sincera, perché ha una sua presentazione diversa, una lavorazione, poi il momento del servizio è tutta un'altra cosa. Però piano piano stiamo riportando di nuovo in auge questo servizio. Bene, io le faccio i complimenti perché lei è sempre giovane, e chiaramente una signora non si chiede l'età, qui comunque sono 40 anni di storia di Da Fiore e lei era in cucina all'età di 20 anni. 40, 41, 42, ecco, quindi anno più, anno meno. Sì. E bene, complimenti. Grazie è stato un piacere. E altri 40 di questi anni, ecco, per le generazioni che verranno, mi sembra giusto. Grazie.